ve la già vedere come sta venendo. La già fa vedere, no? Voilà, non solo fatto vedere. Allora ragazzi, oggi facciamo un piatto semplice ma di una delizia che non ha praticamente limiti. Pasta e patate con provola e tartufo. Allora, del prezzemolo è essenziale per la pasta e patate, le patate, 3 patate per 2 persone va bene. Mezza cipolla, potete prendere quello che volete voi, io ho la rossa e prendo la rossa. Del tartufo, come volete voi. E scamorza obbligatoria, romano, parmigiano, quello che avete a disposizione. Allora, la prima cosa che si fa, si prendono i gambi del prezzemolo e si mettono con l'olio a riscaldare. Voilà, quindi facciamo perdere un po' dell'acqua presente nel gambo del prezzemolo per fare in modo che l'olio si insaporisca già di prezzemolo. Questa è una fase molto importante, quindi un minutino quando è praticamente caldo l'olio, un minutino e potete togliere poi i gambi del prezzemolo. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua calda con del sale, che non andremo a mettere però la pasta dentro. La pasta andremo a cuocere direttamente qui, l'acqua la andremo a prendere che è bella calda, bollente, e la metteremo in quest'altra pentola. Allora, il primo procedimento è questo qua del prezzemolo, quindi una volta che l'olio si è riscaldato, un minutino, quando vedete che si sono totalmente afflosciati potete anche toglierli. Dopo andremo a rosolare leggermente a fiamma bassa, andremo a rosolare un po' le nostre cipolle e subito dopo, appena sentite l'odore, andremo a inserire le nostre patate. Ok, una volta inserito le patate andate a insaporire, quindi andate a dare il sapore della cipolla a tutto il contesto, quindi girate un pochettino e quindi man mano aggiungete poi l'acqua salata. Voilà. Allora, come vedete abbiamo inserito le nostre cipolle, ok, che facciamo insaporire bene con l'olio, ed andremo a togliere i nostri gambi. Potete anche rimanerli, vabbè, dopo che deve pulire, se ne frega un cazzo. Ok, quindi prima che si bruciano le cipolle, quando incominciate a sentire quel bellissimo odore di cipolla, che emana quel bellissimo odore di cipolla, incominciate poi a introdurre anche le patate. Volendo possiamo aggiungere anche un po' di prosciutto cotto per dare una consistenza, un grasso praticamente alla pasta. Vabbè che comunque è una pasta che contiene già due amidi, l'amido della pasta in se stesso e l'amido della patata. La cipolla penserà a distruggere un po' l'amido presente in tutte e due cose. Adesso aggiungiamo un po' di prosciutto, si sente già l'odore. Voilà. Allora ho inserito il prosciutto, come vedete, ed ho inserito anche dei pomodorini, in modo che la pasta non viene proprio anemica, cioè bianca, perché con tutte e due, sia la cipolla che la patata, la pasta tende poi a diventare bianca. Quindi abbiamo messo anche 2 pomodorini che comunque danno anche una loro acidità che è gradevole a tutto il contesto. Schiacciamo leggermente, facciamo cuocere leggermente. Voilà. Adesso possiamo aggiungerci praticamente le patate, quindi andremo ad aggiungerci le nostre patate ed andremo ad alzare la fiamma. Le patate non devono diventare fritte, quindi serve solo per dare un'accelerazione. Per quanto riguarda la patata, la dovete tagliare a tocchetti molto sottili, perché così si cuoce più rapidamente. Arrivati a questo punto, che voi avete inserito le patate e avete alzato un po' la fiamma, potete aggiungere sale e pepe e prezzemolo. Voilà, abbiamo messo
una bella manciata di prezzemolo, del sale, in modo che il sale fa uscire l'acqua presente nelle patate. Ok, quindi quindi fate rosolare per 2-3 minuti così a fuoco vivace. Ok, a fuoco vivace, dopodiché incominciate ad aggiungere l'acqua calda. Durante la fase della preparazione con l'acqua calda praticamente noi andremo a tagliare il formaggio, ok, ed andremo a creare la pasta mista, perché per fare questo tipo di piatto avete bisogno della pasta mista. La pasta mista si ottiene prendendo tutte le paste che voi avete nel vostro mobile, quindi tutte quelle paste che voi avete potete praticamente utilizzarle tutte quante insieme per ottenere la pasta mista. Ovviamente voi avrete cotture completamente differenti, quindi in questo caso qui non c'è bisogno di una cottura al dente, quindi potete farle cuocere bene con più tempo, diciamo. Allora, adesso incominciamo ad aggiungere la nostra acqua, che è comunque diventata quasi calda. Allora, non aggiungete praticamente brodi. La pasta e patata, il brodo non ci vuole. Quello che potete fare, potete inserire praticamente delle salsicce che comunque fate rosolare sempre prima, no? Cosa ovvia. Adesso continuate e fate cuocere per 10 minuti senza toccare praticamente niente, quindi non dovete toccare più, quindi fate cuocere per 10 minuti. Nel frattempo di questi 10 minuti prepariamo tutti gli altri ingredienti. Voilà, allora ragazzi, come vedete abbiamo preparato un misto di pasta che io avevo pochi spaghetti, poche maffaldine, poche penne, pochi tortiglioni, poche truffle, come cazzo si chiama, e quindi abbiamo praticamente miscelato tutto. Ora vi ho detto di non mischiare semplicemente perché così consentite la cottura della patata un po' più rapida, quindi logicamente già dovete tenere conto che se le avete tagliate sottili già sono anche quasi cotte, quindi cioè voi in questo momento potete aggiungere anche la pasta e quindi far fare i 10 minuti di cottura della pasta, 10, 8, 12, dipende. Quando mettete la pasta mista dovete tener conto sempre della pasta che ha più tempo di cottura, quindi in questo caso sono i tortiglioni. I tortiglioni hanno un tempo di cottura di 13-14 minuti, quindi voi la pasta la fate cuocere nel complessivo, la fate cuocere un 13-15 minuti, quindi non fa niente che in questo caso la pasta risulti più cotta, perché è una pasta umida, quindi non c'è assolutamente problema. Quindi adesso potete inserire anche la pasta. Quindi abbiamo inserito la nostra pasta. Adesso dovete fare una cosa che è molto importante: dovete coprire, quindi dovete aggiungere acqua,
Ok, va bene così, e non dovete toccare per almeno 10 minuti. Voi questo non lo dovete toccare, quindi mettete il coperchio sopra così e lasciate stare. Voilà. Allora ragazzi, a 5 minuti della cottura alzate il coperchio e aggiungete sopra del basilico fatto a pezzi. Vi raccomando sempre di tagliare le spezie con le mani e rimettete di nuovo il coperchio sopra, perché così l'olio essenziale nel basilico darà sapore a tutta la pasta. Voilà ragazzi, tutti gli ingredienti sono stati preparati, il tartufo sta qui. Il tartufo uno lo aggiungeremo durante la fase finale della pasta, l'altro invece andremo a mantecare sopra la pasta. Voilà. Allora, arrivati a questo punto abbiamo aggiunto il nostro tartufo, che andremo praticamente a girare in modo che diffonde il suo profumo da tutte le parti. Vedete, la pasta sta legando bene, tutto sta cacciando gli amidi che se consentono di fare quella famosa cremina, quindi che lega praticamente il tutto. Perciò vi ho detto di non girare, però dovete tenere conto che i tortiglioni e le penne ancora si devono cuocere, quindi comunque dovete dare il tempo ai tortiglioni di cuocersi, aggiungendo sempre poca acqua alla volta, in modo che voi ottenete una pasta cremosa e non brodosa. Ok, voilà, arrivate a questo punto che vedete che è bella cremosa, così la pasta è praticamente terminata. Quindi dovete aggiungere un po' di putrusin, quindi un po' di prezzemolo, del primo formaggio del romano, ed andremo a mischiare, e poi la scamorza, ed andremo a mischiare il tutto. Un profumino che non avete idea, di tartufo, di provola. Adesso andremo praticamente ad impiattare. Voilà ragazzi, piatto pronto, buon appetito a tutti, da Ricette dal Ballo, Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi.